Per la settima volta, nel giorno della vigilia, il serpentone rosso dei Babby Bike ha abbracciato la provincia di Padova. Partiti da Piazza Mercato alle 14, i circa 2000 Babbi hanno attraversato i comuni di Selvazzano, Teolo, dove si è tenuta anche una breve sosta, e Abano Terme. A presenziare in prima fila Enrico Ravazzi, ideatore dell'evento, Chiara Girello Azzena, presidente di Team for Children, lo sportivo Mauro Bergamasco e i primi cittadini delle città coinvolte Enoch Soranzo, Moreno Valdisolo e Federico Barbirato. Anche quest'anno il ricavato della manifestazione, di circa 20.000 euro, 2.000 in più rispetto all'anno precedente, verrà devoluto a Team for Children per i progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova, in particolare per la realizzazione e l'allestimento di una Teen Zone, un'area dedicata a pazienti adolescenti. Lungo il percorso in molti si sono fermati ad ammirare ed immortalare il lungo serpentone rosso di circa 2 km. In campo, per garantire la sicurezza dell'evento, le polizie locali di Padova Ovest e Abano, i carabinieri, la Croce Rossa di Selvazzano e i gruppi locali della protezione civile. 20 i chilometri da percorrere e 2.000 i partecipanti, ma solo 1.603 i vestiti venduti, quasi che la biciclettata dei Babbi si sia trasformata in una sorta di Ice Bucket Challenge, dove tanti partecipano ma non tutti donano. Un consiglio? L'anno prossimo fate un regalo in più e donate questi 10 euro, che è per una buona causa. Sfishammer Channel News, Selvazzano, Teolo, Abano Terme. Fatevi le foto e tenetevi sul comodino a casa.